Accolte come delle vere e proprie rockstar sul parquet del Palaverde, le campionesse olimpiche Mochi De Gennaro, Sara Farr e Marina Lubian hanno sfilato al termine dell'allenamento con quella medaglia d'oro al collo che avevamo ammirato solo in televisione a Parigi, ma che i tifosi hanno finalmente potuto toccare con mano. Erano oltre 1500 ad assistere all'allenamento a porte aperte delle ragazze e hanno atteso pazientemente che finisse per prenderle letteralmente d'assalto, insieme alla medaglia di bronzo, la brasiliana Gabi. Sicuramente è una gran bella emozione, una grande responsabilità e questo lo dimostra anche il fatto che tutti quelli che sono venuti oggi, tutti i ragazzini, tutte le bimbe, comunque hanno visto in noi qualcosa di bello e quindi adesso sta a noi a continuare a farle divertire e a farle sognare. Da quando siamo rientrati in Italia ho iniziato a realizzare un po' di più, no? Forse quello che è successo, nel senso che ovunque andiamo la gente ci riconosce, forse è cambiato qualcosa più per gli altri che per noi, però niente, sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto, del risultato che abbiamo raggiunto, di come ha lavorato la squadra perché siamo state veramente squadra. Onestamente io non vedevo l'ora di rientrare, di aggiungermi al gruppo perché sì, perché comunque quando hai quella mentalità lì e tutte noi ce l'abbiamo, diciamo che non basta neanche un oro olimpico, no? Si vuole sempre di più, sempre di più. Quindi sono pronta a lavorare e a divertirmi con loro. Vedere così il primo allenamento che siamo ritornate, diciamo tutte, è sempre bello ritornare qui a casa, condividere queste emozioni anche con tutti i nostri tifosi. Quindi bello tornare. Rivivi un po' tutti i sacrifici e tutto il duro lavoro che hai fatto negli anni, quindi per questo devo ringraziare anche questo club che mi ha permesso in questi anni di crescere e quindi per poi poter raggiungere questo risultato, quindi grazie all'Imoco Volley. Neanche nei miei sogni più nascosti avrei pensato di indossare questa medaglia, chiaramente credo sia il sogno di tutti gli sportivi ed essere, come dire, viverlo. È incredibile, io ancora non riesco a crederci. Hai dormito con la medaglia? No, anzi l'ho data subito a mia madre perché io mi conosco e quindi avevo paura di perderla la sera stessa, però poi subito appena sono tornata a casa l'ho riguardata, l'ho ripresa in mano e sì. Inutile dire che l'Imoco Prosecco Doc quest'anno vuole vincere tutto, ma se dovesse scegliere un trofeo, cosa sceglierebbe il presidente Garbellotto? Come sempre lo scudetto del pubblico.